Ti dicevo che se noi riusciremmo, ponti cazzo, se noi lo camuffiamo, la mela cozza, vabbè, le devi togliere le orecchie, allora alla dogana quando ti fermano, tu devi dire, le cozze non hanno le orecchie, sono dei Cagliari, chiaro, avete capito? E non te ne fermano, comprendo. Tutto ti devo spiegare sempre, ma comunque sono tranquillo. Se la cosa viene affrontata in termini cosiddetti scientifici, è fatta. La voglio informare che tutto quello che passa per la dogana deve essere aperto. Per cui ha qualche cosa da dichiarare. C'ha qualche cosa da dichiarare dentro la valigia. Guarda che io la valigia gliela devo aprire, lei deve dichiarare che cosa c'ha. Cozze, cocciole, cozze di Olbia c'ha per caso. Niente da dichiarare. Niente da dichiarare, c'è, vero? No. Allora io le apro la valigia adesso. No. Ah, Gesuino, apri la valigia, vedi un po', senza romperla, tira quella parte. E questo è avanti, eh? Siamo quasi alle sgocciole dell'indagine, è tutto chiaro. Ormai le cozze da Olbia arrivavano a Cagliari, sicuramente. Siamo innocenti, appunto. Siamo innocenti, quello devo dire. Sì, innocenti. A proposito, guardi che stiamo indagando con i cani anticozza a casa sua, Cioè, t'danno, babbo mi rompe il culo, mi hanno cuccato, aiuto, mi hanno cuccato. E adesso t'avazzo. Oi, agitorio. Buongiorno, vorrei sapere chi vi ha dato il permesso di entrare in casa mia a voi. Vorrei sapere che cosa state facendo a casa mia. Secondo lei questo che cosa sarebbe? Quella è una capra che ha disegnato mia figlia e questa se la mette in culo. Abbiamo trovato le prove. Quali prove? I reperti parlano Ma chiaro. quali reperti? Mi sto cazzando anche questa settimana. Guardi, Mi fate incazzare tutte le settimane. abbiamo prove schiaccianti. Quali prove? Sua Io voglio figlia. dire una cosa, commissario. Mia figlia, a forze, lei si riferisce alla valigia, che non era di mia figlia, che l'aveva portata mia figlia, ma che non era di mia figlia. E di chi era allora? Abbiamo prove schiaccianti, lo vuole capire? Commissario, odori. Questa è una prova schiacciante, guarda. Questo è odore di cocciola di Olbia. L'abbiamo inchiodata. Questa è la volta che ci cuccherò. Tutta colpa tua, ti avevo detto. No. No. Ti avevo detto di stare attenta. E poi, che cazzo porti la valigia? E non te ne vai senza valigia. Momento. Adesso ti spiego. La vita è un cerchio. Com'è questo? Lo vedi? Ma è un quadrato. No, è un cerchio. Allora tu ci entri dentro. E una volta mi va bene, è vero. E una volta mi va male. Disgraziato. Drin, 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 Io rispondo. drin. Pronta? Pronto? È la farmacia Sant'Eufemio. Chi è? Cosa vuole? Guardi che c'è un pacchetto da ritirare qui in farmacia, venga. Faccia presto, che è una cosa urgente. Chi era? Tua Maria. Chi? Boh, ha detto che era la farmacia, che c'è da ritirare un pacchetto. Buongiorno signora. Pastiglie per voce grossa avete? Buongiorno, Quante ne signora. vuole? Buongiorno. Un pacchetto. Per suo marito. Sì, tieni una bogia e merda. Permette, signora, io Prego. sono Merlino, il cerimoniere della regione. Volevo dirle che dopo la manifestazione dell'altro giorno la Giunta ha preso in considerazione il problema di voi che pescate cocciole a Olbia. E allora, credo che sia il momento buono
per andare a vedere il telegiornale di Odeon TV. Ah, Per- si vede il telegiornale. Prego, signora. Grazie. Allora vado a vedere il telegiornale. Buongiorno. Otto, 7, 6, 12, 11, Ma 10. se sfarendi. No, ragazzo se sfarendi lui. 7, Dai, 6, manda il 5. servizio. Qual servizio? Le interviste. Allora, io vorrei dire, siccome qui sicuramente ci sono dei buongustai, anche di sicuro voi potete testimoniare che si può anche cercare di risolvere superando questo problema. Non ci interessa se da Cagliari vanno a Olbia o se da Olbia vanno a Cagliari. Secondo noi la soluzione deve essere drastica. Dobbiamo abolire la pesca di tutte le cocciule, le cozze e le arselle. Ma per me è matto. Anche per me. A me non mi hanno mai fatto Neanche male. a me. E datteri no. Parlare dei datteri. Una volta, per aver mangiato un dattero, sono rimasto 3 anni. Disperati in casa erano. Ma cosa ci deve raccontare della sua cagarella? Non è possibile. Ma Una volta, a una cena del mio partito, per aver mangiato, non dico una zuppa di arselle, ma un'arsella, sono stato ricoverato in rianimazione 6 mesi. Io mi sono treschiato, me ne vado. Oh, Franco, aspetta. Che non mi sono seccato. Ho detto 6 mesi. Ho sbagliato 6 anni e non mi sono potuto neanche candidare. Ne hai figurini da cambiare? Io ne ho 4. Figurini di giocatori? Onorevoli colleghi del Consiglio Comunale, scusate, volevo dire regionale. Adesso mi ricordo più cosa dovevo dire. Mi pare che stiamo parlando di mettili. Secondo me i pescatori possono andare a Olbia, a Cagliari, dove gli pare a prendere la roba. L'importante è come si cucina. Cozze, arselle, pattelle, datteri, oziadas, tutto mischiato, tutto assieme. Bevuto con un bel vinello. Mi viene l'acquolina in bocca solo a pensarci. Come cucina mia moglie, non cucina nessuno. Ve lo posso garantire. I problemi dell'amico Murru non ci interessano. I suoi mal di pancia, è stato ricoverato. Io non sono mai stato così bene. Mi ricordo più adesso cosa dovevo dire. Ma la zuppa di pesce è finita. Sì, finita la mangiata, Presidente. Pronto? Ciao, cosa c'è da mangiare a casa oggi? Cozze E poi? e anche arselle che ha portato Ma il di Davide. quelle con le orecchie?